Dal nostro punto di osservazione, la banchina del porto di Cagliari, vediamo sbarcare dal capace ventre del canguro anche le conserve alimentari. In Sardegna c'erano conservifici fino dall'800. Ora arriva anche il pomodoro in scatola. Questa volta l'industria conserviera c'è e va bene, anche se per ora è una sola. Come vi siete trovati a lavorare in Sardegna? Beh, agli inizi non è stato facile, in quanto il problema più grave che abbiamo dovuto affrontare è stato quello di organizzare l'agricoltura a seguire la produzione industriale effettivamente, in quanto prima non c'era una tradizione di cultura industriale, ma c'era soltanto una coltivazione di determinati prodotti che venivano venduti sul mercato del fresco. Con la nostra venuta invece si è cercato di fare una trasformazione e portare gli agricoltori ad una cultura più intensiva su vaste zone, su un ettarato sempre più vasto. Come avete programmato l'approvvigionamento? Qual è la vostra organizzazione? Ecco, la nostra organizzazione consiste in un punto chiave, cioè abbiamo organizzato effettivamente un servizio agrario che abbiamo messo a disposizione dell'agricoltore. Un servizio agrario che si è preoccupato di studiare le zone agrarie, i terreni, a scegliere gli agricoltori adatti, a istruirli in tutto il ciclo agrario della cultura, cioè dal momento in cui vengono fatti i sementai al momento in cui viene veramente raccolto e trasportato dalle varie zone del Campidano alla nostra fabbrica qui a Serramanna. Il piccolissimo agricoltore può consegnare i pomodori o no? Guardi, il piccolo potrebbe, però secondo i nostri calcoli diventerebbe antieconomico, cioè al di sotto di un determinato, diciamo, estensione, circa 1 ettaro che noi oggi valutiamo nell'estensione di 1 ettaro, non è conveniente, in quanto ci sono maggiori costi di raccolta, maggiori costi di esercizio proprio della cultura e quindi a nostro giudizio diventerebbe antieconomico, per cui da parte nostra siamo portati a invogliare l'agricoltore su un'estensione minima di 1 ettaro. Cioè una proprietà polverizzata voi non la prendete in considerazione? Cioè non è economica. Nel momento stesso in cui noi accettiamo questi piccoli appezzamenti, portiamo l'agricoltore ad un reddito talmente basso che a un certo momento non gli converrebbe coltivare, quantomeno direbbe la cultura del pomodoro a me non conviene, perché non riesce a valutare i fattori specifici che la rendono antieconomica. Quindi il nostro problema è di dare all'agricoltore la certezza di fare una cultura economica, naturalmente assorbendoci noi le responsabilità in un certo senso di quelli che sono i fatti base che la portano sull'economicità della cultura. Con la presenza di altri organismi industriali nella zona, pensate che avrete difficoltà a reperire la manodopera? Beh, guardi, io penso che indubbiamente il problema diventerà più grave da risolversi nel futuro. Comunque se l'agricoltura e l'industria collegata all'agricoltura saprà creare un ciclo continuo, non solo attraverso un singolo prodotto, ma attraverso una serie di prodotti, quindi portare l'arco di lavorazione ad un ciclo annuale, io penso che la manodopera troverà lo stesso interesse a entrare nell'industria agricola, cioè un'industria di trasformazione dei prodotti agrari, così come trova interesse ad andare nei grandi complessi industriali. Certo, questo sembra uno sviluppo armonico di ricchezze locali. Beh, io ritengo che sia una delle industrie più valide, soprattutto per la Sardegna, perché se non altro in Sardegna abbiamo ancora un materiale, diciamo, vergine da sfruttare. Possiamo iniziare a valorizzare effettivamente l'agricoltura partendo ex novo, perché la tradizione la possiamo oggi improntare su delle basi tecniche, scientifiche, studiate, programmate con una certa intelligenza, con una certa lungimiranza, diciamo. Qui a Serramanna dicono che un solo ordinativo da parte di un'industria del nord Europa potrebbe assorbire l'intera produzione annuale dello stabilimento, che stanno preparando campi sperimentali per tentare la cultura industriale e la conservazione dei peperoni, fagiolini, eccetera, che hanno in animo di estendere la loro attività in altre zone. Questa intervista dimostra soprattutto che le premesse economiche per la modificazione radicale del destino delle zone irrigue dell'isola ci sarebbero. Si tratta di oltre 50.000 ettari suscettibili di divenire nei prossimi decenni oltre 200.000. Ma occorrono leggi operanti per il riordino della proprietà fondiaria, campi sperimentali, tecnici e agrari, una programmazione razionale delle culture, spirito di iniziativa e soprattutto per i prodotti non destinati all'industria conserviera, una organizzazione di ricerca di mercato.